Ma poi la Repubblica Romana deve tener conto anche del contesto particolare in cui è avvenuta la rivoluzione a Roma e la rivoluzione negli altri contesti. E per esempio l'articolo 4 della Costituzione della Repubblica Romana dice che la Repubblica riguarda tutti i popoli come fratelli, rispetta tutte le nazionalità, ogni nazionalità, ma propugna quella italiana. Quindi non ci si accontenta solamente della Repubblica Romana, ma questo discorso deve essere allargato anche al resto della penisola. A Firenze, dove c'è la Repubblica, a Venezia, dove c'è la Repubblica, ma anche altrove. E poi un riconoscimento a quelle che sono le autonomie locali, in pratica il quinto articolo della nostra Costituzione. La Repubblica una e indivisibile riconosce e promuove le autonomie locali, attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo. Non sono altro che gli articoli già scritti nella Costituzione della Repubblica Romana. I municipi hanno tutti uguali diritti, la loro indipendenza non è limitata che dalle leggi di utilità generale dello Stato. La più equa distribuzione possibile degli interessi locali, in armonia con l'interesse politico dello Stato, è la norma del riparto territoriale della Repubblica, un linguaggio ovviamente ottocentesco per dire che la Repubblica è una, è indivisibile, ma riconosce le autonomie locali, anzi dà tantissimo spazio a quelle che sono le autonomie locali, quindi una Costituzione che è anche federalista ed è sicuramente uno dei testi più federalisti del nostro Ottocento. Siamo a Roma e siccome siamo a Roma e il Papa se n'è andato da pochi mesi, vediamo come i costituenti della Repubblica Romana prendono in considerazione anche quello che è un aspetto fondamentale, quella dell'autonomia delle sfere, l'autonomia della sfera pubblica dalla sfera religiosa. Dalla credenza religiosa non dipende l'esercizio dei diritti civili e politici, ci dice l'articolo 7 della Costituzione della Repubblica Romana. Fino a quel momento solamente i cattolici potevano avere diritti civili e anche diritti politici a Roma. Tutti gli altri, tutti i sudditi sostanzialmente che erano di un altro credo religioso non avevano gli stessi diritti civili, gli stessi diritti politici. Qualche apertura c'era stata da parte di Pio IX, un anno prima era stato per la prima volta aperto il ghetto a Roma e sostanzialmente gli ebrei avevano potuto liberamente circolare per la città, salvo poi ritornare all'interno del ghetto dopo il ritorno del Papa alla fine del 49. Però l'articolo 8 della Costituzione della Repubblica Romana sancisce proprio la separazione fra Stato e Chiesa. Il capo della Chiesa cattolica avrà dalla Repubblica tutte le guarentigie necessarie per l'esercizio indipendente del potere spirituale. Nella nostra Costituzione, come sapete, nell'articolo 7 e nell'articolo 8 il principio della separazione tra Stato e Chiesa viene ripreso, e viene ripreso nella nostra Costituzione anche la libertà religiosa nell'articolo 19 e nell'articolo 20. E sono principi ovviamente che oggi tutti noi riconosciamo come fondamentali, ma scriverli nero su bianco a Roma nel 1849, nella città del Papa Re, che era stata del Papa Re, era sicuramente altra cosa. Qual è la storia di questa... Qual è la vicenda di questa Costituzione della Repubblica Romana? Viene promulgata il 3 luglio del 1849, il giorno dopo i francesi, che erano retti da una repubblica però diversa, entrano a Roma. I francesi che sono venuti in aiuto del Papa, sono stati chiamati in aiuto appunto del Papa, entrano a Roma e mettono fine a questa esperienza straordinaria, l'esperienza sicuramente più avanzata del nostro Risorgimento, come a dire che spesso nelle rivoluzioni, e nel nostro caso anche nel Risorgimento nazionale, nel Risorgimento italiano, c'è sempre qualcuno che va un po' più avanti, no? E che poi
alla fine viene ripreso, un po' quando c'è una fuga di un corridore, no? Quando c'è una fuga, può essere una fuga bidone, a volte le fughe considerate fughe bidone possono andare anche a buon fine. In questo caso la fuga non va a buon fine, la fuga in avanti di questi rivoluzionari che si chiamano Mazzini, che si chiamano Garibaldi, che si chiamano Pisacane, che si chiamano anche Goffredo Mameli. Lo abbiamo sentito prima, l'inno musicato da Michele Novaro e scritto da Goffredo Mameli. Mameli era morto qualche settimana prima, nel luglio del 1849, proprio difendendo Roma, difendendo la città che lui in qualche modo aveva individuato come la città più significativa, dove poteva esercitarsi veramente uno spirito repubblicano. Anche lui veniva da Genova, come Mazzini, veniva da Genova come tanti altri rivoluzionari dalla repubblicana Genova, tra l'altro dopo che la città era stata bombardata dalla dinastia Sabauda qualche mese prima, e Goffredo Mameli era morto proprio qualche settimana prima di vedere sostanzialmente, avrebbe potuto vedere anche lui la Costituzione della Repubblica Romana. 179 costituenti che scrivono questo testo avanzatissimo. Lo Statuto Albertino sarà completamente diverso, 84 articoli in cui la parola cittadino non viene mai, non compare mai, e qui compare una decina di volte in questo testo straordinario. Questi sono i principi fondamentali. Se avete l'occasione date una letta anche a tutto il resto della Costituzione, molto moderna, in cui la centralità è data dal Parlamento, che viene chiamata Assemblea, il governo è eletto da 3 consoli, esiste una separazione dei 3 poteri, quindi una base fondamentale, quella della tripartizione dei poteri. Però il risorgimento italiano non è stato solamente la Costituzione della Repubblica Romana, è stato anche molto altro. È stato anche tante parole, tante canzoni che sono entrate, che noi abbiamo conosciuto, ad esempio attraverso i libri di storia, attraverso i libri di lettura. Sono poesie magari che abbiamo imparato a memoria, che partono dagli anni 20 dell'Ottocento, che hanno accompagnato intere generazioni di italiani, che hanno permesso un'osmosi tra la cultura alta e la cultura bassa, tra persone che sapevano leggere e scrivere e, come nel caso delle canzoni, tra persone che non sapevano assolutamente, non sapevano leggere e scrivere, erano analfabete, però attraverso la canzone il loro risorgimento lo hanno fatto. Canzoni che sono entrate ad esempio nel repertorio non solo delle canzoni politiche, ma anche delle canzoni sociali, delle canzoni poi popolari. Alcune di queste sono molto note, altre un po' meno, però hanno contribuito a costruire un canone risorgimentale. In alcune di queste poesie, in alcune di queste canzoni c'è anche la retorica. Ebbene, noi non dobbiamo pensare che la retorica sia assolutamente negativa. La retorica fa parte di un racconto pubblico, di un racconto nazionale, dobbiamo accettarlo come un elemento non fondamentale, ma comunque necessario. Anche la retorica fa parte del discorso, le parole sono fondamentali. Vi lascio quindi a questo repertorio straordinario di testi, di canzoni, di musiche, e poi riprenderemo il discorso sul risorgimento nazionale e sul tricolore. Il nostro percorso tra la vasta produzione lirica del risorgimento italiano si apre con un componimento di grandissimo valore letterario. Siamo nei primi mesi del 1821, agli albori del nostro processo risorgimentale. Il Piemonte è in tumulto, i liberali chiedono la Costituzione sull'esempio di quella spagnola, come già era successo a Napoli. Vittorio Emanuele I rifiuta e abdica in favore del fratello Carlo Felice, allora assente da Torino.
Il reggente Carlo Alberto, pressato dai patrioti, concede la Costituzione e prepara la guerra contro l'Austria per liberare la Lombardia. Le sue iniziative però vengono sconfessate da Carlo Felice. La guerra non si fa. Le truppe piemontesi sulle rive del Ticino, pronte a passare il confine, tornano indietro. Non succede niente. Le speranze svanite, l'illusione dissolta. Alessandro Manzoni, in marzo 1821, immagina che invece il passaggio del fiume sia avvenuto davvero, introducendo un participio passato che non lascia dubbi. Dice infatti: soffermati sull'arida sponda, volto il guardo al varcato Ticino. È insomma la proiezione di un desiderio, ciò che in inglese si definirebbe un wishful thinking. Manzoni, come dirà poi nel primo coro della Delchi, con l'agile speme precorre l'evento e sogna la fine del duro servire. L'ode rimase inizialmente inedita, anche per timore della repressione austriaca, e fu pubblicata con l'aggiunta dell'ultima strofa solo nel 1848, proprio dopo le famose 5 giornate a cura del governo provvisorio di Milano. In questo testo troviamo riassunti gli elementi costitutivi di una nazione. Proprio perché è già una d'arme, di lingua, d'altare, di memorie, di sangue e di cor, l'Italia deve diventare presto uno Stato unitario e indipendente. Forte di questa consapevolezza, una nuova determinazione attraversa e unisce l'intera penisola dal Cenisio alla Balza di Scilla, perché Dio lo vuole, perché è legge divina che ogni gente sia libera e che sia sconfitta l'iniqua ragion del più forte. Questa Italia, che ha da troppo tempo sperato il soccorso dagli stranieri, vede ora uscire dal suo stesso seno, stretti intorno ai santi colori della sua bandiera, i propri figli, pronti finalmente a combattere per la libertà. Sono queste le giornate del nostro riscatto e sarà amaro per chi non potrà narrarle da testimone e protagonista ai propri figli, soltanto perché lui non c'era, perché ha scelto di non prendervi parte. Prima dell'ascolto è opportuno evidenziare che per comunicare tutto ciò Alessandro Manzoni sceglie il decasillabo, un verso molto cantabile che sarà destinato ad avere grande successo in molta poesia risorgimentale e anche nel melodramma. Alessandro Manzoni, marzo 1821. Soffermati sull'arida sponda, volti i guardi al varcato Ticino, tutti assorti nel nuovo destino, certi in cor dell'antica virtù, han giurato. Non fia che quest'onda scorra più tra 2 rive straniere, non fia loco ove sorgan barriere tra l'Italia e l'Italia, mai più. L'han giurato. Altri forti a quel giuro rispondean da fraterne contrade, affilando nell'ombra le spade che or levate scintillano al sole. Già le destre hanno stretto le destre, già le sacre parole son porte. O compagni sul letto di morte, o fratelli sul libero suolo. Chi potrà della Gemina d'ora, della Bormida Altanaro sposa, del Ticino e dell'orba selvosa scerner l'onde confuse nel Po? Chi stornargli del rapido Mella e dell'Oglio le miste correnti, chi ritogliergli i 1000 torrenti che la foce dell'Adda versò, quello ancora una gente risorta potrà scindere in volghi spregiati e a ritroso degli anni e dei fati risospingerla ai prischi dolori. Una gente che libera tutta o fia serva tra l'Alpe ed il mare, una d'arme, di lingua, d'altare, di memorie, di sangue e di cor. Con quel volto sfidato e dimesso, con quel guardo atterrato ed incerto, con che stassi un mendico sofferto per mercede nel suolo stranier, star doveva in sua terra il Lombardo. L'altrui voglia era legge per lui, il suo fato un segreto d'altrui, la sua parte servire e tacere. O stranieri,
nel proprio retaggio torna Italia e il suo suolo riprende. O stranieri, strappate le tende da una terra che madre non v'è. Non vedete che tutta si scote dal Cenisio alla balza di Scilla? Non sentite che infida vacilla sotto il peso dei barbari piè? O stranieri, sui vostri stendardi sta l'obbrobrio d'un giuro tradito, un giudizio da voi proferito v'accompagna all'iniqua tenzon. Voi che a stormo gridaste in quei giorni: Dio rigetta la forza straniera, ogni gente sia libera e pera della spada l'iniqua ragione. Se la terra ove oppressi gemeste preme i corpi dei vostri oppressori, se la faccia d'estranei signori tanto amara vi parve in quei dì, chi v'ha detto che sterile e eterno saria il lutto dell'Itali genti? Chi v'ha detto che ai nostri lamenti saria sordo quel Dio che v'udì? Sì, quel Dio che nell'onda vermiglia chiuse il rio che inseguiva Israele, quel che in pugno alla maschia Giaele pose il maglio ed il colpo guidò, quel che è padre di tutte le genti, che non disse al germano giammai: va, raccogli ove arato non hai, spiega l'ugne, l'Italia ti do. Cara Italia, dovunque il dolente grido uscì del tuo lungo servaggio, dove ancor dell'umano lignaggio ogni speme deserta non è, dove già libertade è fiorita, dove ancor nel segreto matura, dove a lacrime un'alta sventura non c'è cor che non batta per te. Quante volte sull'Alpe spiasti l'apparire d'un amico stendardo, quante volte intendesti lo sguardo nei deserti del duplice mar. Ecco al fin dal tuo seno sboccati, stretti intorno ai tuoi santi colori, forti, armati dei propri dolori, i tuoi figli son sorti a pugnare. Oggi, o forti, sui volti baleni il furor delle menti segrete, per l'Italia si pugna, vincete, il suo fato sui brandi vi sta. O risorta per voi la vedremo al convito dei popoli assisa, o più serva, più vil, più derisa, sotto l'orrida verga starà. O giornate del nostro riscatto, o dolente per sempre colui che da lunge dal labbro d'altrui come un uomo straniero le udrà, che ai suoi figli narrandole un giorno dovrà dir sospirando: io non c'era, che la santa vittrice bandiera salutata quel dì non avrà.